Botta e risposta tra la D Ryanair e di Wilson e il presidente della regione Schifani, con l'intervento per sedare gli animi del ministro Urso. Partiamo dal principio. In un'intervista Wilson, parlando del caro voli e del decreto del governo che interviene sulle tariffe da e per Sicilia e Sardegna dagli altri aeroporti italiani, lo definisce ridicolo, illegale, che interferisce con le leggi del libero mercato. Deve essere cancellato e se non verrà cancellato, minaccia, ci sarà un impatto sull'operatività di Ryanair in Italia. Wilson nega di essere parte di un cartello sui voli per Sicilia e Sardegna e ci va giù pesante. Non mi lascio insultare. E riferendosi alle parole di Schifani, dice spazzatura, nient'altro che spazzatura. E mentre il ministro Urso, di fronte a questa querela, apre alla possibilità di modificare il provvedimento, Schifani insorge. La D di Ryanair spieghi ai milioni di siciliani se non è scandaloso l'atteggiamento di chi approfitta di una situazione di mancata concorrenza, direi quasi di monopolio, per vessare un'intera popolazione con prezzi esorbitanti. Spazzatura, quindi, sbotta, sono certe condotte che abbiamo segnalato all'antitrust per ben 2 volte. Spazzatura è fare subire ai siciliani prezzi spropositati per Natale o agosto. Schifani avrebbe potuto incontrarlo se avesse dato segnali di voler ridurre le scandalose, così le definisce, tariffe della sua compagnia. Ma l'arroganza di quel vettore, dimostrata oggi anche dalle offensive dichiarazioni del suo capo, hanno impedito qualunque tipo di mediazione, dice. E Wilson ne ha pure per il ministro Urso. Le persone che lo stanno consigliando non sanno nulla del settore aereo, non sanno nulla di economia. Se aumenti l'offerta, diminuiscono i prezzi, ma se interferisci e restringi i prezzi, le aziende se ne vanno da un'altra parte, ha detto. Se il decreto dovesse rimanere così, nessuna nuova rotta in Italia, voleremo di più verso la Spagna. Matteo Messina Denaro, operato ieri pomeriggio per un'occlusione intestinale, è stato trasferito nel reparto di rianimazione, luogo nel quale dovrebbe restare per alcuni giorni. I suoi legali insistono sulla sospensione della custodia in carcere per motivi di salute. Intanto dal verbale reso un paio di giorni dopo l'arresto emergono nuovi particolari. Dice: tutte le telecamere di Campobello, di Mazzara e Castelvetrano le so. Spavaldo nel suo narcisismo ammette di conoscere pure i nomi di chi lo cercava. Nega qualsiasi rapporto di tipo istituzionale con pezzi deviati dello Stato e rivela un particolare succulento, un appuntamento col fiancheggiatore Andrea Bonafede, l'uomo che gli prestò l'identità. Io, mette a verbale, ci sono andato al posto di lavoro, anche perché se ci andavo a casa mi arrestavate, perché c'era la telecamera che guardava a casa sua. Chiede il procuratore De Lucia e lei lo sapeva. Risposta: tutte le telecamere di Campobello e Castelvetrano le so, primo perché ho l'aggeggio che lei cercava, che non l'avete trovato, e poi perché le riconosco. Il boss poi racconta la sua versione, più che discutibile secondo chi indaga, sull'appoggio alla latitanza ricevuto da parte del geometra Andrea Bonafede, nato nel 1963. Alt, però devi sapere a cosa vai incontro, perché nel caso in cui a me finisce male, anche se muoio, tu sarai sempre arrestato, perché poi lo capiscono anche da morto che sono io, dice. Che fa? Non ti aiuto? Non riuscirei a dirti di no. L'importante è che lo sai. Alla domanda del capo della procura di Palermo De Lucia se in cambio Bonafede ha avuto qualcosa, Matteo Messina Denaro risponde: no, Andrea no, non c'è questa mentalità. Non siamo palermitani, senza avere nulla contro i palermitani, c'è ancora un certo principio, replica De Lucia, che con ironia gli chiedeva se lo faceva per affetto. Dinanzi al procuratore e all'aggiunto Paolo Guida, il boss nega di avere fatto parte di Cosa Nostra, sono uomo d'onore, ma non mi sento mafioso, poi però ammette che forse ci ho fatto affari e non sapevo che fosse Cosa Nostra. Da quelle dichiarazioni emergono anche i tratti della fermezza di un boss che afferma che non si pentirà mai, nega le accuse di avere commesso le stragi, dice di non avere voluto offendere Giovanni Falcone quando imprecava durante le commemorazioni che lo avevano trattenuto in strada. E ancora, mi sono creato un'altra identità, Francesco, giocavo a poker, mangiavo al ristorante, andavo a giocare. All'alba la telefonata e la corsa per vedere le fiamme alte e le colonne di fumo che distruggono tutto e non lasciano niente che possa tornare come prima. I roghi li conosce bene, li ha visti ben 3 volte nell'ultimo anno Francesca Oliva, imprenditrice agricola di seconda generazione a Solarino nel Siracusano. 10 anni a Milano e poi si torna a casa e tenacemente si innova per rilanciare l'azienda che produce limoni e olio. Abbiamo avuto un incendio che è partito da 3 punti di questo terreno che è di 18 ettari, alimentati dall'incuria lungo il canale che è limitrofo alla proprietà e dalle discariche che ci circondano.
Molti mi chiedono chi è stato, non so se sia un'operazione più ampia per chiedere agli imprenditori di lasciare il territorio. Nell'ultimo inferno di fuoco sono andati in fumo 20 ettari e 2000 piante di limoni GP di Siracusa e 200 alberi di ulivo. La mia domanda soprattutto al nostro presidente è se credo nell'agricoltura, che ci dia delle risposte e ci dica se è veramente sostenibile, se ci sono le condizioni minime per lavorare in questo settore, dato la situazione attuale dei roghi in Sicilia e dell'incuria e della non disponibilità al dialogo delle istituzioni. Un'altra storia di ritorno in Sicilia, quella di Chiara Lobianco a Cassibile, dopo anni trascorsi fuori per studio. L'azienda di 90 ettari in gran parte è coltivata frutta e ortaggi biologici. Stessa sorte anche per lei, che ha fatto i conti poche settimane fa con l'incendio di parte del suo terreno, preziosa fonte di biodiversità. Vi sentite soli come agricoltori? Noi siamo soli. Ogni volta che succede qualche cosa ti senti comunque che... Cioè, anche gli stessi vigili del fuoco erano impotenti, nel senso, l'atteggiamento che tenevano era di comunque persone che erano sottodotate di mezzi e che non potevano fare il loro lavoro in maniera adeguata. Il suo obiettivo erano le attività commerciali di Via Grande e dintorni. Un 33enne del Posso si intrufolava al loro interno nelle ore notturne, seminando il panico tra i commercianti che l'indomani mattina ritrovavano le casse svuotate. Come è accaduto al titolare di una barberia di Via Vittorio Emanuele, che ha denunciato ai carabinieri di avere subito il furto di circa 200 euro. Così il fioraio accanto, che ha denunciato un furto di 500 euro e la notte successiva quello di pochi euro del proprio PC. E poi il giorno dopo è stata la volta di un bar di Aci Bonaccorsi in via Garibaldi, dove il Lupin via Grandese avrebbe prelevato nella notte 600 euro. Eccolo in opera il ladro seriale, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza di una delle attività, in una delle nottate della sua settimana piena, mentre, dopo essere entrato dal retro, si cala goffamente con il volto travisato da una maglietta bianca. Si intrufola all'interno di un negozio dirigendosi verso la cassa. Il 33enne è stato dunque riconosciuto dai carabinieri di Via Grande perché è già noto alle forze dell'ordine, che sono risalite all'uomo perché in ogni furto utilizzava il medesimo modus operandi e la solita maglia attorcigliata sulla testa. Il malvivente è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. La vita è un viaggio, affrontala in sicurezza. Il primo impegno stagionale per il Palermo si avvicina. Rosanero che sabato sera alle 21 sfideranno fuori casa il Cagliari di Ranieri nei 32esimi di Coppa Italia. Una partita dall'alto coefficiente di difficoltà, ma è risaputo che il calcio d'agosto può sempre riservare delle sorprese. Ecco perché, nonostante la differenza di categoria, il Palermo crede di poter iniziare la stagione con la marcia già ingranata. Leonardo Mancuso, Edoardo Soleri e Nicola Valente hanno lavorato parzialmente in gruppo, mentre Giuseppe Aurelio ha continuato il lavoro differenziato. Corini punterà ancora sul 4-3-3 con il tridente offensivo che dovrebbe essere composto da Di Mariano, Brunori e Insigne. Mercato sfumato Valencia, il Palermo ha deciso di trattenere Soleri. Il calciatore ormai fa parte del progetto del club del City Group, che comunque ha sempre puntato su di lui, tanto da fargli già firmare un contratto nella stagione passata fino al 2025. Ma sembra solo l'inizio. Soleri può essere un valido aiuto per Brunori, visto che a detta di Corini un attaccante come lui è unico poiché in grado di cambiare volto alla squadra aggiungendo centimetri. La dirigenza del Palermo intanto è al lavoro per Olimpiu Morutan, uno che in Serie B ha fatto la differenza l'anno scorso a Pisa. Il club rosanero ha messo gli occhi sul trequartista esterno di proprietà del Galatasaray, che difficilmente lo includerà nel progetto e che comunque potrebbe dargli poco spazio. Quella per Morutan però è una trattativa difficile sia per il prezzo che per la concorrenza. Il Palermo ci proverà anche perché la destinazione rosanero sarebbe gradita al calciatore.
È la difesa il reparto su cui in questa fase si concentrano le attenzioni maggiori degli uomini mercato del Catania, in considerazione dell'esordio casalingo del 3 settembre contro il Crotone e della squalifica di 3 giornate di Lorenzini. Sul taccuino del direttore sportivo Laneri ci sono parecchi nomi. Il 24enne Alessandro Quaini, scelto da Dabbiani, vuole il Catania, ma di mezzo c'è il Fiorenzuola che gioca al rialzo per monetizzare la cessione. Il Catania vigila e punta sulla volontà del calciatore. Daniele Liotti, Ivan Marconi, Sasan Monaco, Marco Chiesa e Filippo Sgarbi, gli altri nomi circolati, mentre l'ex reggino Cionek ha scelto l'Avellino. 2 difensori centrali e una prima punta nella lista della spesa rossazzurra, in attesa della firma di Davide Marsura, dopo quella di ieri del giovane terzino Mattia Maffei, nuovo vice Mazzotta. Nel Messina ai temi estivi del mercato e del ritiro si aggiungono quelli extracampo, quali segnali premonitori di un'altra stagione difficile. È pronta l'azione legale del Comune per un debito dell'ACR di 175.000 euro, mai certificato dal presidente Sciotto nella trattativa con l'imprenditore Mannino per l'utilizzo nell'ultimo biennio degli stadi Scoglio e Celeste. Il Messina è invece pronto ad annunciare gli accordi col Jolly Marco Firenze e il difensore Federico Pacciardi replica di essere in credito con l'ente.